Ieri mattina una vettura è stata rinvenuta immersa nell'Adige all'altezza di Borgoforte nel comune di Anguillara Veneta nel Padovano. Al suo interno solo il conducente. I vigili del fuoco sono intervenuti dal distaccamento di Piove di Sacco, coadiuvati dai sommozzatori di Venezia e dai nautici di Rovigo, dopo che la presenza della vettura è stata segnalata. Intervenuti anche i carabinieri e i sanitari del SUEM 118. Sembra, a quanto riporta il Corriere del Veneto, che la salma sia di un ragazzo 27enne. Le ruote dell'auto erano appena visibili sotto il pelo dell'acqua. Come riporta il quotidiano, sembra trattarsi di un tunisino che aveva appena iniziato le pratiche per ottenere la cittadinanza italiana, Beni Suef Mahmoud, domiciliato proprio ad Anguillara. Sembrerebbe che sia uscito di strada in modo autonomo, senza coinvolgere altri veicoli o persone. Ora però le cause del sinistro sono al vaglio delle forze dell'ordine, le quali dovranno ricostruire gli ultimi momenti di vita del giovane. Tutte le ipotesi sono aperte, solo le indagini potranno chiarire se si è trattato di un fatidico colpo di sonno o d'altro.